Ben ritrovati! Oggi parliamo delle relazioni tra cinema e turismo. La Mostra del Cinema di Venezia 2023, in programma dal 30 agosto al 9 settembre, giunge alla sua 80ª edizione con ben 23 film in concorso, di cui 6 italiani. Dopo l'Oscar è la manifestazione cinematografica più antica al mondo e la prima edizione si tenne nel 1932, con l'obiettivo certo di promuovere l'arte del cinema, ma anche di rilanciare in quel momento storico il turismo. Vi furono fin dalla prima edizione ben 25.000 visitatori. Nell'edizione del 2022 sono stati oltre 60.000 i biglietti venduti al pubblico. Nel 2023 già si prevede il tutto esaurito per gli oltre 4.000 posti letto che si trovano nelle importanti strutture ricettive del Lido. La Regione Veneto e la Film Commission hanno organizzato per la Mostra del Cinema 2023 ben 70 appuntamenti. Il cineturismo in Italia vale molto, circa 1,3 milioni di pernottamenti all'anno di coloro che da viaggiatori si recano nei luoghi che hanno visto nei film, al cinema o in televisione. Grazie a tutti e buon viaggio nei luoghi dei film in Italia.